Adesso andiamo a Mestre, pensionati in protesta a difesa del welfare, questa mattina manifestazione unitaria regionale appunto nel Veneziano per i tagli applicati a livello regionale sui livelli essenziali di assistenza. Sentiamo Alice Bragantini. Tempo scaduto, l'obiettivo è quello di difendere il welfare e per farlo i pensionati veneti di CGIL, CISL e UIL si sono dati appuntamento al Teatro Toniolo di Mestre. La manifestazione che ha avuto luogo questa mattina è stata fatta contro la sospensione annunciata della Regione delle 35 prestazioni aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza della sanità veneta, che così potrà sforbiciare il budget di 126 milioni di euro sulla spesa per la non autosufficienza. Il tempo è scaduto per la giunta di centrodestra della Regione Veneto per Zaia e i suoi assessori, e il motivo principale è perché noi abbiamo fatto una battaglia importante vinta nel 2009 con l'ottenimento della legge regionale sulla non autosufficienza, che da allora ad oggi, quindi 4 anni sono passati, è rimasta scatola vuota, e in più da scatola vuota non solo dal punto di vista dei servizi per la non autosufficienza, ma anche dal punto di vista del finanziamento della legge stessa. Noi avevamo chiesto a Zaia di ridurre le ULSS da 20 a 7, c'era stata una promessa non mantenuta, questo è uno sperpero. Vogliamo capire se c'è la volontà di far sì che tutti questi sprechi di risorse possano passare alla non autosufficienza, a mantenere queste persone non nella residenzialità ma diciamo nelle proprie abitazioni. Questo vorrebbe dire per le casse della Regione un risparmio notevole. Che i tagli vengano definitivamente tolti e che si apra un confronto vero con la Regione, questa è la richiesta dei sindacati. Secondo i pensionati, Zaia, come Monti, taglia dov'è più facile, colpendo i diritti dei più deboli. Anche il Veneto si adegua a un registro portato avanti da Monti in questi anni, che di fronte alle difficoltà che noi per primi conosciamo e vogliamo combattere, chi si attacca? Si attacca alla gente che non può parlare, alla gente che non ha voce, la gente che ha difficoltà. Su questo non ci stiamo, partiamo dal Veneto, ma dal Veneto apriremo un'avvertenza nazionale sul tema della non autosufficienza, perché sono 20 anni che siamo presi in giro.